Benvenuti, oggi è sabato 12 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:31 e tramonta alle 19:31. La luna si leva alle 19:15 e cala alle 6:03. Oggi si celebra San Zeno, il protettore dei pescatori. Il nome Zeno deriva dal greco antico Zen, ossia di Zeus o relativo a Zeus, il principale dio del Pantheon greco. Il 12 aprile 1961 il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin compì un volo orbitale intorno alla Terra, diventando così il primo uomo a viaggiare nello spazio. Per questa ragione oggi, 12 aprile, si celebra la giornata internazionale dei viaggi dell'uomo nello spazio. 8 anni dopo, gli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin sarebbero stati i primi uomini a raggiungere la Luna. Tanti auguri per i suoi 47 anni a Luca Argentero, noto a tutti come Doc. La sua avventura nel mondo dello spettacolo inizia nel 2003 con Il Grande Fratello. Da lì avvia una carriera nel cinema e nella TV, debuttando nel 2005 nella serie Carabinieri. La sua svolta arriva con il film Casa Nostra nel 2006 e si consolida con Saturno Contro nel 2007, che gli vale un premio come miglior attore non protagonista. Sul set incontra anche la moglie, Cristina Marino. Il suo ruolo più celebre è quello di Andrea Fanti nella serie Doc nelle tue mani, un medico che perde 12 anni di memoria a causa di un incidente, serie che ottiene grande successo anche all'estero. Oggi Marcello Lippi, il CT che ha portato l'Italia alla vittoria del Mondiale nel 2006, compie 77 anni. Sotto la sua guida la nazionale ha conquistato il suo 4º titolo mondiale, ha stabilito un record di 31 partite consecutive senza sconfitte con la nazionale e ha raggiunto 3 finali consecutive di Champions League. Riconosciuto tra i migliori allenatori dalla stampa internazionale, è nella Hall of Fame del calcio italiano dal 2011. Oggi Flavio Briatore, noto imprenditore nel mondo della Formula 1 e oltre, festeggia 75 anni. Ha un talento speciale nel trovare giovani piloti promettenti come Fernando Alonso e ha anche avuto relazioni con top model come Naomi Campbell e Heidi Klum. Nel 2000 ha preso la guida della Renault Formula 1 Team, portando a vittorie importanti nel 2004-2005. Oltre alla Formula 1, Briatore ha investito con successo in vari settori come la ristorazione e le discoteche. Con il nome di Euro Disney, dopo 5 anni dall'inizio dei lavori, viene inaugurato a Parigi l'attuale parco di divertimenti Disneyland Paris. Il primo e unico in Europa. La cerimonia di apertura viene seguita da oltre 200 milioni di telespettatori e presentata per la versione italiana da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Grazie alla fisica abbiamo finalmente la ricetta per una cacio e pepe perfetta. Uno dei piatti più iconici della cucina italiana è stato oggetto di studio di un gruppo di fisici tedeschi, ma anche dell'Università degli Studi di Padova e dell'Università degli Studi di Barcellona. Lo studio ha rivelato che uno degli elementi chiave per una salsa senza agrumi è il livello di amido nell'acqua della pasta. Deve essere tra il 2 e il 3%. Poiché l'acqua di cottura della pasta contiene in media solo l'1% di amido, gli scienziati consigliano di aggiungere un pizzico di amido di mais. Inoltre il pecorino contiene proteine che a temperature troppo alte si denaturano e si aggregano, causando la formazione di grumi. Dopo una serie di simulazioni in varie modalità, gli scienziati hanno concluso che la soluzione migliore è mescolare la salsa lontano dal fuoco per evitare il surriscaldamento. Buon weekend ai 12! Oggi la Luna in bilancia da spettacolo perché forma un bellissimo trigono al generoso Giove e un altro al misterioso Plutone. Viva i segni d'aria questo weekend! Cosa porterà nello zodiaco? Scopriamolo insieme a Ariete.
Decisamente, per quanto la Luna sia in opposizione, i trigoni che forma con Acquario e Gemelli, dove risiedono rispettivamente Plutone e Giove, vi portano molto fortuna e molta soluzione. Un weekend sorprendente, inaspettato inizia per voi, datevi alle passioni. Toro. Il weekend di oggi è un weekend che invece per voi sembra tranquillo e solido, proprio come lo volete voi, passionale sì quanto serve, ma decisamente meno agitato da tutta una serie di routine lavorative o quotidiane di cui proprio oggi farete volentieri a meno. Gemelli, oggi la giornata è splendida perché il vostro Giove ha un bellissimo trigono con la Luna in Bilancia, connettendosi poi a sua volta con Plutone in Acquario. I segni d'aria sono super privilegiati e oggi carisma, affetto e seduttività non vi mancheranno di certo, con Giove un certo successo nella vostra vita sociale. Cancro. Marte oggi sembra proprio avercela a morte con Plutone, ma ci pensa la Luna a mediare in questo senso. Inizia l'opposizione di Marte a Plutone che dovrà comunque farvi accettare dei cambiamenti necessari. Leone. Oggi la tensione Plutone-Marte influenza un po' anche voi, proprio perché sentite che c'è qualcosa che non va, una sensazione di fondo, iperattivi o un po' legati ai compromessi, ai doveri di fine settimana, oggi vi sentirete un po' schiavizzati dagli impegni, dagli affetti e dalla famiglia. Vergine. Giornata oggi che rimette tutto in sesto proprio perché vi ci voleva questo weekend per avere una visione chiara delle idee e soprattutto su come procedere al meglio verso nuovi ed entusiasmanti obiettivi. Ci riuscirete bene proprio perché la vostra Luna oggettivamente rileva che ci saranno incassi ed è un momento maggiormente creativo. Bilancia, la giornata oggi è una giornata decisamente contrassegnata da una splendida Luna nei vostri gradi. Compie un trigono con Giove in Gemelli e un altro con Plutone in Acquario. Che volete più di così? Oggi è una giornata stupenda per trasformare tutto e per avere soprattutto le avvisaglie che alcune scelte saranno trasformatrici e risolutive. Scorpione, giornata oggi che prevede una Luna molto intuitiva, ma anche un Plutone che vi pone delle domande. Probabilmente avete bisogno di una maggiore consapevolezza per affrontare meglio gli impegni presi. Questo weekend utilizzatelo bene per fare un po' di training autogeno e darvi coraggio e sistemare le cose. Siete all'altezza di tutto e lo dimostrerete. Sagittario, una Luna particolarmente amica oggi e che crea dei rapporti planetari nel cielo decisamente molto importanti. Oggi è la comunicazione passionale e affettiva che saranno in primo piano, decisamente molto migliorato il rapporto di coppia e anche con tutto il vostro ambito sociale. Capricorno, giornata oggi di Luna in quadratura, una Luna che dice tantissime cose tanto che non riuscite a seguirla. Forse vi confonderà un po' tutto il movimento intorno a voi oggi, ma voi osservate, non reagite e fatevi un'idea, vi servirà nei prossimi giorni. Acquario, splendido weekend che inizia oggi con una Luna in trigono al vostro Plutone che vi dà ispirazione, forza, energia, carisma e fascino. Anche l'accordo con Giove e la sua positività vi portano al meglio proprio perché siamo in un periodo di proposte interessanti e qualcosa che vi potrebbe anche fare muovere dalla vostra routine. Pesci, una Luna oggi un po' distante dai vostri gradi, ma non la rimpiangete affatto proprio perché adesso è Marte e Plutone che sembrano essere molto amici, per cui vi spenderete molto con le energie fisiche e passerete un weekend decisamente iperattivo. Lo abbiamo ricordato prima, il 12 aprile 1961 alle 9:07 ora di Mosca dalla base spaziale in Kazakistan decolla la Vostok 1, prima navicella spaziale con equipaggio umano. Nei 108 minuti che seguono compie un'orbita completa intorno alla Terra per poi atterrare con successo, inaugurando trionfalmente l'era delle missioni celesti. All'interno della capsula guidato da terra c'è l'uomo che in seguito sarà ribattezzato il Cristoforo Colombo dei cieli, il pilota sovietico appena 27enne Yuri Gagarin. In amore la frase chiodo scaccia chiodo è
usata tantissimo per significare che per digerire al meglio una relazione finita bisogna buttarsi subito in un'altra relazione. Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita, no? L'espressione affonda le sue radici ai tempi dei Romani. Ne troviamo tracce infatti nelle Tusculane di Cicerone. Ma non solo, anche Petrarca usa chiodo scaccia chiodo nel suo Trionfo d'amore e persino Ariosto nell'Orlando Furioso. Si potrebbe dire quindi che l'amore finito male non risparmia mai nessuno, in nessuna epoca, nemmeno gli intellettuali e gli scrittori più noti. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Patrick de Gallardon, avventuroso nobile appassionato di paracadutismo, ha iniziato la sua carriera nel 1980 a 20 anni. Presto si è orientato verso il più estremo jumping freestyle, lanciandosi da luoghi e altezze straordinari come la cascata Salto Ángel. Dopo aver vinto titoli nazionali e mondiali di freestyle, si è lasciato sedurre dalle potenzialità della tuta alare. Nel 1996 ha iniziato a sperimentare con una tuta di sua invenzione, riuscendo addirittura a rientrare in un aereo in volo dopo essersi lanciato. Tuttavia, nel 1998 un'ultima modifica alla sua attrezzatura ha causato un incidente fatale durante un atterraggio, segnando tragicamente la fine delle sue folli imprese. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ridono di me perché sono diverso, rido di loro perché sono tutti uguali. Ed è con Kurt Cobain che concludiamo la puntata di oggi, come sempre all'insegna della curiosità e dell'informazione. Ci vediamo domani. Buon sabato dalla vostra Martina.